trovato un bel giul per strada. Lo conosci? Non vuole camminare. Cosa facciamo? La mettiamo in spalla? Questo sacco di patate? Buongiorno a tutti. Con questa bellissima giornata oggi ci troviamo in una località sopra Fusea e stiamo partendo, abbiamo parcheggiato la macchina dal rifugio Fornas e la nostra destinazione è oggi il Monte Quar e il Monte Duron. Giusto Lorenzo? Ho sbagliato qualcosa? E faremo un bel anello. Oggi un po' insaccottata perché fa freddo. Il primo freddo, però col sole ci si scalda e si sta benissimo. Guardate che colori meravigliosi. Voilà la prima parte su comodissima strada cementata. La Esatto. Simo e Super Baby, che ha di nuovo perso la cuffia che adesso cercherò. No, dove è andata? Qua sotto, qua sotto. E Simo, faccio un po' di geolocalization. Allora, se vi fidate, mi sono documentata, prima di partire ho fatto un importante studio e laggiù vedete, o meglio sentite l'acqua abbondante che scorre, eccolo laggiù, è il Rio Chiantone, ecco qua, e quel paesino laggiù in fondo si chiama Buttea, un piccolo paesino di montagna. Stupendo. La prima località che incontriamo è questa, Dispieris, credo si pronunci così. E adesso c'è trotto in salita perché noi dobbiamo arrivare alla prima meta e lì sopra. Carne favolosa. Maddi, cosa ci sono lassù? Le pecore. Ecco. Sì, bello amore. Un saluto alle pecore. Ciao. Un saluto alle pecore. Ciao. Beh. Non vuole salutare. Andiamo. Oh, vi garantiamo che poi le pecore le ha salutate. La strada sterrata, cementata è finita e adesso andiamo su per questa bella forestale, quindi un percorso sicuro, ampio, da fare in ogni stagione. Questo è un sasso, vedi che è freddo, ruvido e duro. Ti fa male anche se arriva in testa. Questa invece è una fogliolina che è morbida, bagnata perché ha piovuto e non fa male perché puoi anche fare così. Oh, che bello! Così, sì, sì. Fai caro mamma con la foglia. Grazie. Fai caro. Ecco, grazie. Non è ate quello lì, è acqua. Ate, tutto ate per lei, tutto quello che è liquido è ate. Altro che Giappone e Canada, Simo, il miglior foliage ce l'abbiamo in Carnia. Perché che la sfues da Chiarnie sono più belle da sfues da Americhe. Is è vero? Simo super attenta e vi spiego perché ci sono dei cagnoni e là stiamo quindi fermi e adesso piano piano dobbiamo aspettare che se ne vadano oppure cambiamo percorso. Anche perché dovremmo mettere la tenda se aspettiamo che se ne vadano, penso. Spiritosa. Come sempre la Simo vi insegnerà come fare un guado. Oh, stavolta non è finita dentro con tutto lo scarpone, mamma impara. No, sempre meglio, sempre meglio. Sì, basta con gli animaletti.
non disturbarli, non fare gesti bruschi e allontanarsi. Quindi piano piano ci allontaniamo. Bene, bene, è andata. Ecco qua. Però il detto che anche a Gabaia non morde, forse è vero. Però prima di dirlo aspettiamo di svalicare. Ecco, il vedi, guado. sono andati via. Ecco la Simo che rifà il guado perché erroneamente siamo andati per là e invece bisogna andare per qua. E c'è anche la freccia. Viva Jenny! Aspetta che ti do una mano, che non vorrei che la roccia sia scivolosa. Vuoi andare su prima? Adesso ti mostro. Guardate come studia bene quando c'è un guado. Simo, dà l'indicazione giusta. Eccoci qua, noi dobbiamo seguire Malga Corce. Vedete come riferimento c'è questo stavolo, direi, no? Come lo definiamo, Lorenzo? Stavolo e andiamo nella direzione questa, su. Sempre più su. Allora, quando vi domandate chi va più veloce su in salita tra me e la Simo, ecco vi do la risposta. Comunque, a parte gli scherzi, tenete sempre a mente questa segnaletica gialla che trovate lungo il percorso. Adesso parleremo degli invertebrati. Ah, la salita, non vertebrati. Invertebrati si dice. Ecco, ma direi che parla Lorenzo. No, io non so parla un niente. cavolo dopo la salita io. No, ma gli scherzi, guardate quell'autunno cosa ci regala, che colori, che spettacolo. Per i bambini è veramente un arricchimento. È viva o morta? Viva. Simo! Simo! Oh, anche l'erba dorata ha il suo fascino in autunno. Questo che senti non ho un cane, sono io. Simo, cos'è questa, un'intervista A freddo. Non fa caldissimo, adesso c'è un po' di venticello, siamo un po' sudati perché la salita si è fatta sentire, va su come un muraglione, però vale la pena, c'è uno spettacolo, un panorama da qua su, dei colori meravigliosi, guardate un a? Ricordatevi che Casera Colce la tenete sulla sinistra, mentre noi il percorso si sviluppa lì, su quel crinale lì, ok? E dopo la salita si raggiungono questi prati immensi, circondati da questa vegetazione magnifica, e dietro a me c'è la casera Navantes, però merita che guardiate con i vostri occhi il panorama. Simo, a te la parola. Cosa dire? Che sicuramente il percorso è tenuto benissimo, è facilmente rintracciabile e si può anche, come dire, diventa abbastanza duttile per fare varie escursioni a destra, a sinistra. Che cazzo dico? No, è giusto. A destra, a sinistra. No, è giusto. Comunque noi non andiamo a Malga Corce, ma andremo per là. No, cancella. Ecco qua la nostra direzione. Forchie Navantes, un mezzo di friulano e spagnolo, qua siamo poliglotti direi. E Pirona si gira nella tomba. C'è un punto nella vita di ogni escursionista: si sale o si scende? Esatto, si va a destra o si va a sinistra? Bella domanda. Comunque sempre seguire il più esperto, mi raccomando, non fate di testa vostra. Quindi in questo caso Lorenzo mi ha spiegato che per raggiungere la cima del monte di Quar dobbiamo andare in quella direzione là, quindi verso sinistra.
Perfetto, Giusto, sì, ma Lorenzo? perfetto. Bene. Perché verrebbe da andare di qua, che comunque si potrebbe fare l'anello, ma se volete salire e noi vogliamo salire, prendiamo quel sentierino di là, che non è un sentiero CAI, però penso che sia molto frequentato. Penso. Guardate la cima dove sta entrando. Prima eravamo tra faggete, noccioli e aceri e adesso abeti. Abeti, ci prepariamo per il Natale. Allora, eccolo là il nostro bollone giallo, compagno di avventura di questa escursione, e noi lo seguiamo. Pensavamo di aver finito la salita, invece si sale verso il mondo di qua. Seguite sempre i bolloni? Rossi? No, gialli, scherzavo. Gialli, gialli, gialli come il sole. Indicazioni chiarissime, quindi bene, perché i sentieri devono essere facili da riconoscere, quindi guardate che bene, puntone giallo, e noi li seguiamo. A dir poco fiabesco, e voilà, voilà. La terra che tramite un albero abbraccia il cielo. Ragazzi, oh, qua, Baudelaire e la Merini mi fanno un baffo, eh. E poi la natura ci regala anche degli alberi da forme misteriose. Guardate, se non assomiglia a un drago con la bocca aperta. Ah, la piccolina dorme. Facciamo una fotina. Dopo, bellissima. Guarda che bello qui, vieni qui. Arriva. Mostra questa chicca, eh? I funghetti. Qua secondo me ci sono gli gnometti che vanno a dormire, vero? Ma ti dorme, quindi shh, tutti zitti. Shh. Lasciamo questa faggeta magica dove draghi, serpenti e alberi dalle forme particolari ci fanno ritornare giù. Anche perché fa un freddo porco. Io una faggeta così magica, con faggi con queste forme, non l'ho mai vista. Siamo in un bosco magico. Siamo arrivati? Siamo arrivati. Lorenzo mi ha chiesto, ma come fai a sapere che la cima? Beh, più cima di questa. Spiritosa. E dietro c'è il cartello Monte Quar, 1350 metri. Voilà. Alle mie spalle c'è una affascinantissima nebbia novembrina. Adesso stendiamo, la discesa sembra abbastanza ripida, anche se ben indicata. Siamo in mezzo alla nube, peccato però il giro è sempre bello. Anche queste cose sono belle, anche una nuvola, tanto un po' di nebbia. Che dici, ti piace la nebbia? Sì, quando sono a casa sul mio divano. Dalla cima si vede a poco e niente, ma sotto la nube, ragazzi, bellissimo veramente. La cima comunque è là, adesso la raggiungo. Ragazzi, qua secondo me, non solo in autunno ma anche in estate, in primavera, penso anche in inverno, è un posto veramente, ma veramente stupendo. Secondo voi perché ho un po' di crampi alle gambe? Siamo venuti forse giù un po' in discesa spinta? Non rende, ma fidatevi, è molto pendente. E dopo la discesa troverete questa indicazione
proprio facile, balza agli occhi, per ritornare verso il rifugio Fornas. Noi eviteremo di fare appunto il Monte Duron e andremo giù direttamente praticamente alla base. E riguardate la nostra salitina avvolta dalla nebbia novembrina. La nostra discesa. Cosa ho detto? Salita? Discesa. So che dopo tanto sentiero ti stava piacendo camminare qua in mezzo al fogliage autunnale sulla strada. Rientrare, è vero. Ma dobbiamo rientrare. Mi vedete acconciata un po' male, ma per non svegliarla piccola, siccome fa freddo, mi sono messa questa giacca davanti. Alle mamme è tutto permesso. Direi di sì. 00? Mamma. Non so, o 00. Andiamo. Io voglio lanciare un messaggio duro, Simona. Chi ha visto sto video deve iscriversi, perché se no noi camminiamo, mostriamo questi percorsi a fare con le famiglie facili, ma se non vi iscrivete deve iscriversi, ma deve farlo soprattutto perché non sa cosa si perde. Quindi adesso stiamo rientrando, riconoscete il rifugio appunto dove abbiamo messo la macchina. E cosa dire? Abbiamo detto tutto durante il percorso, inutile dilungarci, continuare a dire che bei colori, che bei panorami. Bisogna solo vedere di persona e iscriversi al canale, vero Lorenzo? Concordo. E allora alla prossima avventura, dalla prossima avventura tutti iscritti. Tutti iscritti, un bacione da A Spasso con Maddi. E vi saluta Maddalena che sta ancora ronfando alla grande, si vede che era proprio rilassante come percorso. Ciao!